Va ora in onda Spazio Più. Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà. Questo è lo Spazio Più in collaborazione col Sinappe. Sono io, Mimmo Magnetta, e a fianco a me c'è il mitico Antonio Felloni. Buongiorno a tutti, grazie a Radio Libertà sempre per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria e al mondo carcere, grazie alla regia Sveva che oggi l'ho fatta lavorare un pochettino poco, Sveva perdonami, però sempre impeccabile, grazie a te Mimmo. Poi nella seconda parte avremo anche il nostro caro Federico. Oggi ci sarà una trasmissione, come possiamo definirla? Effervescente. Però prima di cominciare io volevo fare un piccolo stacco, questo me lo concederete. Sì, certo. Io ho in mano un volantino sul referendum dell'8 e 9 giugno 2025, con su scritto si vota sì. Ecco, io appunto in risposta a questo volantino posso dire una cosa: io l'8 e il 9 giugno invito tutti ad andare al mare, e per questo ho riesumato anche in montagna. Però io per questo ho riesumato una canzone della mitica Gabriella Ferri: tutti al mare, ecco. Tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, anche perché bisogna leggerle. In mezzo ma io credo che andate al mare, andate in montagna, andate al lago, andate dove cavolo l'italiano non ha più voi, l'anello al naso, quindi... ma non andate a votare. Ma anche no. Mi associo a quello che ha detto Mimmo, appena detto Mimmo. Parlavamo di una trasmissione effervescente, tosta, cazzuta, avremo degli ospiti effervescenti, tosti e cazzuti. Volevamo parlare intanto del decreto sicurezza appena approvato. È un qualcosa di estremamente positivo per tutte le forze di polizia e quindi di conseguenza anche per la polizia penitenziaria. Poi faremo anche un passaggio di quello che è accaduto a Genova l'altro giorno, purtroppo ai noi lì. Però mi dicono che già in linea abbiamo un grandissimo e gradissimo ospite, una persona che io stimo in una maniera assoluta, e ho ritenuto opportuno invitarlo semplicemente, uno perché è padrone di casa, e due perché c'è stata una richiesta altissima da parte dei tantissimi poliziotti che ci seguono, e non solo, che ci seguono in tutta Italia. Quindi è con noi il generale Vannacci, nonché ovviamente europarlamentare. Buongiorno generale. Buongiorno dottore, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutti i poliziotti, visto che li ha nominato, a tutti gli agenti delle forze dell'ordine, a tutti quelli che lavorano per la nostra sicurezza. Le garantisco che in polizia penitenziaria lei è molto seguito, e non solo in polizia penitenziaria, ma tutte le forze di polizia nutrono una grandissima stima nei suoi confronti, generale. Volevamo partire col discorso dell'approvazione del decreto sicurezza, che da una parte politica stanno facendo solo casini, perché in questo caso noi possiamo solo dire che ovviamente queste sono persone che non vogliono la sicurezza. Quindi volevo un suo pensiero sul nuovo decreto sicurezza. Ma intanto che le promesse si mantengono, e visto che questo faceva parte di una promessa elettorale, era stato sempre detto che la coalizione di centrodestra avrebbe lavorato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini onesti, e questi decreti sono stati, come previsto, convertiti in legge. La sinistra può protestare, può fare i sit-in, può fare tutto quello che vuole, però la realtà è quella nei fatti. E questi decreti, che sono stati convertiti in legge, garantiscono maggiore libertà, al contrario di quello che dice la sinistra. Certamente garantiscono maggiore libertà per i cittadini onesti. Oggi i cittadini onesti non dovranno più avere timore di vedersi occupate le loro case, che si sono comprati col sudore delle proprie fronte, o che probabilmente hanno affittato da gente che non ne ha alcun diritto, perché grazie al decreto sicurezza le occupazioni abusive potranno essere sgomberate nel giro di 24 ore. Oggi i cittadini onesti potranno girare con tranquillità in macchina e in treno, perché non dovranno più temere che qualcuno per manifestare crei disagio al resto della società. Vede, il diritto alla manifestazione è sacrosanto, ma manifestare non vuol dire creare disagio a chi della manifestazione non ne vuole sapere. La gente deve poter andare al lavoro, deve poter andare in ospedale, deve poter andare a visitare i propri parenti, deve poter andare in vacanza, senza avere il timore di vedere il traffico bloccato da 4 forsennati dei cambiamenti climatici che decidono che loro devono prevalere sulla libertà degli altri.
Questo è quello che fanno i decreti sicurezza. I decreti sicurezza garantiranno una maggiore incolumità alle persone che gireranno nel metro, nei mezzi pubblici, perché si è trovato anche un modo per punire quelle borseggiatrici che sfruttavano la condizione di essere perennemente incinte per evitare qualsiasi provvedimento nei loro confronti. Non solo, ma i decreti sicurezza consentiranno anche una maggiore tutela, una doverosa tutela a chi ogni giorno, in uniforme o senza, lavora per la sicurezza dei cittadini italiani. Quindi è una grande vittoria, è solo il primo passo, ce ne saranno degli altri, perché laddove le condizioni cambiano, anche le leggi devono cambiare. Il Parlamento è là per quello, serve per fare delle leggi efficaci, utili e che devono essere adeguate alla situazione. Visto che i crimini predatori sono aumentati negli ultimi anni, soprattutto connessi anche a un'immigrazione selvaggia, sempre favorita da questa sinistra, che ricordo a Bruxelles, dove lavoro io, vota costantemente in maniera contraria ad ogni misura che possa mitigare, diminuire o eliminare l'immigrazione clandestina. Quindi grazie a questi decreti di sicurezza si è fatto un primo passo. Se sarà necessario ne verranno fatti degli altri, vedremo i risultati fra qualche mese in base a quelli che saranno le statistiche a riguardo di queste attività criminali, e poi se sarà necessario si andrà avanti sempre cercando di tutelare al meglio i cittadini onesti, quelli che si svegliano alle 4 del mattino, alle 5, alle 6, che vanno a lavorare, che sudano, che portano a casa uno stipendio e che hanno il sacrosanto diritto di vivere in pace, di essere sicuri, di poter camminare nelle strade, nelle città, nelle stazioni, senza dover temere di essere aggrediti, molestati o addirittura, se non di peggio, da persone che invece credono che nella società non debbano esistere delle regole. Assolutamente, mi trovo pienamente d'accordo. Questo anche per inserire il discorso della polizia penitenziaria, perché all'interno del decreto abbiamo la tutela legale per tutte le forze di polizia, quindi anche per la polizia penitenziaria. All'interno del decreto abbiamo il reato di rivolta in carcere e l'aumento delle pene per coloro che aggrediscono le forze di polizia. Questo è un volere totale della Lega e possiamo urlare a gran voce che comunque è una grandissima vittoria della Lega, del segretario federale Matteo Salvini, dei vice segretari federali, ricordiamo il generale Vannacci, Claudio Di Rigon, Silvia Saldone. Diciamo che è stato fatto un grandissimo lavoro. Generale, io proprio di questo l'ascoltavo l'altra sera su Rete 4 da Del Debbio. Il discorso della difesa deve essere proporzionata all'offesa. Io la trovo una cretinata, però mi rivedo in quello che ha detto lei. Quindi. Questo è una cosa assurda quando si tratta di offese nei confronti delle forze dell'ordine, cioè le forze dell'ordine non può essere proporzionale la risposta delle forze dell'ordine a qualcuno che le aggredisce, altrimenti sarebbe troppo semplice fare il delinquente. Cioè, ma stiamo scherzando? Loro sono là per tutelare la sicurezza degli altri, sono gli unici che lo Stato autorizza ad utilizzare la forza o la minaccia dell'uso della forza per tutelare i cittadini. E qualcuno ci viene a dire che devono usare la proporzionalità per rispondere alle offese deliberate di chi impedisce loro o addirittura li minaccia nello svolgere il proprio lavoro di garanzia della sicurezza per tutti quanti. È un'assurdità. Ma anche nella difesa personale bisogna ragionarci sopra, perché vede, la proporzionalità non deve essere vista nell'offesa, no? Ma deve essere vista nel turbamento che la persona che viene offesa prova in virtù proprio dell'aggressione, no? Si dice, ma quella persona ti voleva rubare solamente il portafoglio. Sì, ma la persona che viene aggredita non lo sa e quindi viene in qualche modo turbata al punto tale che reagisce in base a quella che lui percepisce come pericolo. E se lui percepisce come pericolo la propria vita, è normale che abbia una reazione proporzionale al pericolo che ha percepito. Ora, questo è il ragionamento logico. È chiaro che è difficilissimo riuscire a provare, no? Come lo si misura il turbamento? Qual è l'unità di misura del turbamento? Il chilogrammo, il centimetro, il kilowatt? No, non c'è. È una questione totalmente personale. Lei si immagini una donna da sola che cammina per la strada, che viene avvicinata e magari anche solamente strattonata da qualcuno che le sta vicino. Per questa signora potrebbe esserci una percezione di assoluto pericolo, addirittura della propria vita, no? Visto anche quello che è successo ultimamente nelle nostre strade. E quindi la reazione di questa signora è proporzionale al turbamento da lei percepito e non a quello che l'aggressore
l'aggressore le ha fatto. Questa è la cosa che deve essere chiara, ma che purtroppo qualcuno che si schiera sempre dalla parte dei delinquenti ancora non vuole capire o non vuole ammettere o non vuole che venga implementato in una norma specifica che spieghi e che statuisca questo principio sacrosanto. Generale Vannacci, mi perdoni l'interruzione, il problema è che noi qua in Italia abbiamo anche certa magistratura che con il libero convincimento ha la capacità di prendere e stabilire lei quello che appunto una persona che si sente in pericolo fa o meno. Noi abbiamo avuto casi di persone che si sono difese e hanno passato i guai. Forse a livello politico bisognerebbe intervenire anche su questo, bisognerebbe... Ma guardi, io non critico mai le istituzioni, la magistratura è un'istituzione e ci sono tantissimi magistrati che fanno in maniera egregia il loro dovere. Quindi eventualmente si può criticare il singolo, ma non l'istituzione. Ora sì, noi dobbiamo agire con tutti gli strumenti che abbiamo possibili e se lo strumento legislativo, ovvero quello di fare delle norme che non diano adito a delle interpretazioni a piacere, è uno degli strumenti che possiamo utilizzare, allora facciamolo, in modo tale che così i magistrati, tutti i magistrati, avranno una norma che non potrà essere travisata, alterata, interpretata a modo loro, che chiaramente stabilisca quello che è la difesa, quello che è legittimo, quello che non lo è in maniera chiara ed inequivocabile. Questo penso che sia quello che abbiamo nelle nostre mani come Parlamento, come diciamo persone che hanno la possibilità di variare, di coniare, di promulgare delle norme. E poi io ripeto, la fiducia nella magistratura l'ho sempre riposta. Le istituzioni vanno preservate e vanno difese, se poi dei singoli si comportano in maniera poco consona a quello che è il loro mandato, è un problema allora quello dei singoli e non delle istituzioni. Generale, io la ringrazio, non le rubo altro tempo perché so che ha 3.000 impegni, quindi la ringrazio veramente a nome mio, della radio e dei tantissimi ascoltatori che hanno richiesto magari un suo intervento. La invito magari qualche volta, se capiterà su Milano, magari la possiamo fare addirittura qui da Via Bellerio dal vivo, la trasmissione, perché a noi farebbe veramente piacere. Quindi la ringrazio ancora e con grande piacere sarò vostro ospite, ci mettiamo d'accordo per un momento in cui potrò essere in Via Bellerio. Voglio salutare calorosamente tutti gli ascoltatori e un carissimo saluto e augurio a tutte le forze dell'ordine, a tutte le persone che danno il proprio lavoro, la propria vita e soprattutto che fanno tanti sacrifici per garantire la sicurezza di tutti noi cittadini. Grazie veramente grazie per il lavoro ancora. che fate, grazie per la dedizione, grazie a tutti voi, buona giornata e buon fine settimana. Buona giornata, Grazie. generale, buona giornata. Niente, che dire, è sempre impeccabile il generale Vannacci, perché comunque in poche parole comunque tira fuori quella che è la realtà dei fatti, quella che è la situazione attuale del nostro paese. Quindi noi a breve dovremmo avere un altro ospite, come avevamo detto in partenza, Mimmo, questa è una trasmissione scoppiettante, è iniziata col botto e ce ne saranno ancora di sorprese. Perché con un botto poi che appunto è molto esplicativo, cioè quando dice le cose le dice in maniera appunto da farsi capire. D'altronde è un uomo che appunto ha guidato un sacco di persone in teatri di guerra. Un uomo che ha vissuto realmente la vita, cosa che rispetto forse... a chi lo critica, perché spesso lo criticano o altro, però è un uomo che è stato sul campo, ha fatto battaglie, veramente ha rappresentato e porta dentro quella che è il valore dell'Italia e di noi italiani, l'orgoglio che tutti noi dovremmo sentire. Quindi niente, Sveva, abbiamo il prossimo ospite? Niente. Oggi ovviamente la puntata sarà Vogliamo fare un accenno a quello su... che è successo a Marassi? No, abbiamo l'ospite. Okay. Oggi abbiamo il piacere di avere in diretta con noi il coordinatore responsabile del Dipartimento Sicurezza della Lega, nonché un amico e una persona che io stimo tantissimo, che è Gianni Tonelli. Buongiorno Gianni. Buongiorno. Sì. Ti sentiamo male però Gianni. Pronto, mi sentite? Adesso sì, ci siamo. Ecco, perfetto. Bene, grazie mille, grazie No, ogni tanto non ti sentiamo Gianni, magari riproviamo. Forse devi sì. cambiare posizione, Gianni, prova a cambiare.
Prova un attimino. Provo, adesso Ecco, sì, va bene, il bello della diretta. Eccoci Gianni, adesso ti sentiamo. Va bene. Adesso ti sentiamo. Tu lo sai, Antonio, che Gianni Tonelli è stato ospite della mia trasmissione tanti anni fa, quando era ancora solo un sindacalista, faceva uno sciopero della fame. Io andai a intervistarlo davanti a Montecitorio, laddove lui si era piazzato. Vabbè, ne ha E fatte di fu una battaglie. delle prime trasmissioni ambulanti che io feci. Io portai la radio in piazza. Ricordiamo Gianni Tonelli è segretario generale del SAP, quindi del SAP, no SAP, attenzione, SAP. Quindi non Gianni, niente, volevo un tuo pensiero finalmente sull'approvazione del nuovo decreto sicurezza, una grandissima vittoria della Lega, come dicevamo prima. No, una straordinaria vittoria della Lega. Io sono doppiamente orgoglioso perché la gran parte di queste norme, tra l'altro, sono proprio depositate già nella precedente legislatura con miei disegni di legge in Parlamento e siamo riusciti, grazie alla sensibilità della squadra Lega, a Matteo Salvini, Nicola Molteni che è stato il regista, Assolutamente. a tutte le persone, penso a Igor Iezzi, capogruppo in prima commissione, a Ingrid Biso, penso alla Lega Stefani, cioè tutte persone che hanno partecipato in vari ruoli a questo provvedimento, è riuscito a portare a casa queste norme che sono straordinariamente importanti. Nacque come provvedimento per la tutela, diciamo, degli appartenenti alle forze dell'ordine, ma questo è prima un DDL, poi trasformato in decreto legge, comunque oggi legge, che è a favore del buon senso e della brava gente di questo paese. Perché se pensiamo soltanto che per decenni abbiamo dibattuto del fatto che uno possa uscire di casa e tornare a casa, sia esso una persona anziana che usciva dall'ospedale, che tornava dalle vacanze o dal lavoro, chiunque, e ci trovava la casa occupata e nessuno era in grado. Dibattevo, mi ricordo, una volta litigai su Radio Rai 1 con un parlamentare, ero segretario generale del SAP, e raccontavo la frustrazione dei miei colleghi che dovevano intervenire in queste situazioni e non erano nella condizione di fare nulla. Mentre se intercettavano un ladro di un'auto, sequestravano l'auto e la affidavano in giudiziaria al custodio del proprietario, qui non potevano fare nulla. Ed era qualcosa di veramente assurdo, perché se in una società non riesci neanche a garantire a una persona, qui torniamo alla preistoria, voglio dire, la proprietà, la fruizione della propria grotta, della propria palafitta, qui torniamo indietro veramente di migliaia e migliaia di anni. C'era una condizione di barbarie che doveva essere superata. Finalmente questo decreto, questa legge consente ai legittimi proprietari, all'operatore di polizia, all'ufficiale DPS, dopo aver verificato la legittimità della pretesa di chi chiama e chiede aiuto, di intimare alle persone di uscire e di, voglio dire, nel caso in cui non lo facciano, di provvedere coattivamente. E questa è una grande cosa, finalmente una risposta realmente concreta. Oppure come quella nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine, una mia battaglia storica, iniziai a raccogliere fondi e firme nel 2013 a Bologna per poter collocare su tutte le auto, su tutte le divise, in tutte le celle di sicurezza delle bodycam che mandino le immagini a remoto, quindi che c'è una garanzia, perché qui ogni asino che raglia portava le guardie alla sbarra. È una cosa assurda in questo senso. Assolutamente sì. Sia l'operatore di polizia che si debba affidare e chiedere. Pensiamo quanto è malato e strano il nostro paese. Nel mondo anglosassone, dove vengono prodotte queste bodycam, vengono commercializzate dalle ditte con lo slogan per tutelarci dagli abusi delle forze dell'ordine. In Italia sono gli operatori di polizia e le forze dell'ordine a chiedere di poterla indossare, di poter rendere conto di ogni loro respiro alla comunità, perché c'è un sistema che loro difendono che non gli corrisponde, che non li tutela. Assolutamente sì, basta guardare anche nel mondo carcere, no? Questa è una cosa molto sentita. Ma non c'è dubbio, qui parliamo di forze dell'ordine in ogni condizione, non è un problema del poliziotto, del carabiniere o della polizia, è proprio tutte le forze di polizia. Tutto.
Sì. delle forze di polizia. Pensiamo alla tutela legale, la battaglia che è iniziata, tra virgolette, dal Sapi, non ero neanche in polizia, fu quando furono arrestati i Knox che liberarono il generale James Lee Dozier, e stiamo parlando del 1982 a Padova, e alla fine questi che fecero la più grande operazione, una delle operazioni più brillanti del mondo, di polizia del mondo, liberando James Lee Dozier, ricordiamoci, sequestrato dalle Brigate Rosse, che era il responsabile delle truppe NATO nell'area mediterranea, e riuscirono e furono poi incarcerati, furono poi portati a processo perché dicevano di aver avuto la mano pesante sui terroristi per far parlare, per indicare dove era. Poi furono chiaramente assolti completamente. Da allora a oggi, in questi 40 anni, nasce proprio la battaglia per la tutela legale. Finalmente, anche nelle carceri o in qualsiasi altra parte, di fronte a una denuncia fasulla, un operatore di polizia potrà avvalersi della tutela per 10.000 euro per ogni grado del giudizio, salvo nei casi in cui venga condannato dover corrispondere la somma. Quindi qui non è che si chiedano delle prebende, si chiedono semplicemente un sostegno adeguato, e questo lo si deve perché purtroppo se si va nelle carceri o se si va sulle strade, gli operatori delle forze dell'ordine, dalla polizia penitenziaria ai carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza, alla polizia locale, lavorano con la metà del cielo negativa. Purtroppo è così. Chiaramente se pensiamo a un ingegnere delle opere pubbliche che fa un lavoro straordinario progettando un ponte, certamente non può essere aggredito dal suo tecnigrafo o non può essere colpito in fronte dalla sua squadra perché si ribellano. Purtroppo chi indossa una divisa lavora con i mascalzoni. Se andiamo nelle carceri è un mondo drammatico, perché le persone vengono messe, diciamo, nelle aree di libertà, perché c'è la sproporzione tra le persone che devono vigilare, tra la polizia penitenziaria e le persone vigilate. Se pensiamo che sono stati eliminati quelli che erano una volta definiti carceri giudiziarie, cioè dove venivano ricoverate le persone, purtroppo avevano dei grossi problemi di patologie mentali. I cosiddetti matti, chiamiamoli, non voglio mancare di rispetto a loro, per carità, ma era per far comprendere a chi è a casa. Le persone che purtroppo non pativano ed erano in cura e perché avevano delle patologie psichiatriche. Oggi queste persone, voglio dire, sono gestite in Italiana, ma ci rendiamo conto del pericolo per loro e per gli altri, per gli operatori della polizia penitenziaria, dove li gestire e amministrare in una condizione del genere. È un problema grosso. Assolutamente sì, mi trovi pienamente d'accordo. Sull'ultimo punto, ancora di più, perché noi abbiamo un grossissimo problema all'interno degli istituti penitenziari, sono proprio i detenuti psichiatrici, perché come fino a qualche tempo fa c'erano gli OPG, tenevi là, li curavi, oggi invece se li ritrovi in istituto è veramente fai una fatica abnorme, no? A mantenere certi equilibri, perché sono persone che non rispondono, Gianni, sono persone che comunque non ti seguono, sono persone che vanno avanti per la loro strada, sì. E quindi le aggressioni davanti a queste situazioni si triplicano, perché hai a che fare con persone che comunque non rispondono, punto, c'è poco da fare. Quindi veramente il lavoro del poliziotto penitenziario in quel caso è veramente un lavoro assurdo e deve veramente pregare a Gesù ogni giorno affinché possa tornare a casa senza... Vedi, basta vedere quello che è successo a Genova Marassi l'altro giorno e qui poi ti rendi conto che effettivamente è un lavoro veramente pesante. Assolutamente. E l'accusa che viene mossa dalla sinistra come provvedimento liberticida è proprio esattamente il contrario. È la fasullità della sinistra, perché cosa vogliamo dire? Che è libertà occupare la casa degli altri? Cioè, veramente non desiderare la roba d'arte. Ecco, è libertà la rivolta negli istituti, Gianni, è libertà, uno in istituto può spaccare tutto. Ma è quello che abbiamo concepito delle norme proprio per contrastare anche questo, per le rivolte, o per chi è organizzatore e promotore delle rivolte in carcere. Per che cosa? Per ottenere, voglio dire, dei trattamenti migliorativi della propria condizione. Ma di cosa stiamo parlando? Appunto, l'aumento delle pene per le aggressioni alle forze di polizia, questo è fondamentale. Ma di cosa parliamo? Parliamo di una sinistra che promuove certe azioni per strada, perché no, anche in istituto, però per strada. Non dobbiamo dimenticarci che qualche anno fa la sinistra addirittura
fece approvare la legge che abrogava il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ecco. Poi ci chiediamo come mai i ragazzi si sentono legittimati a tirare un pugno in bocca a un professore oppure a picchiare, a prendersela con l'infermiere che li sta soccorrendo al pronto soccorso. Dopo ci facciamo determinate domande, perché ai miei tempi nessuno avrebbe avuto, salvo che avesse perduto il senno, l'idea di dover fare certi gesti. Però se noi poi portiamo avanti determinate filosofie di pensiero, chiaramente poi ci sentiamo legittimati a fare tutto quello che vogliamo. Gianni, noi come Lega gli rispondiamo con la tutela legale. Possono sbattere a destra dove vogliono. Noi gli rispondiamo con la tutela legale. Grandissimo lavoro da parte di Nicola Molteni, del sottosegretario Ostellari. Il regista. Assolutamente sì, quindi Di ci portiamo a casa l'operazione. questa cosa che è stata accolta in maniera estremamente positiva da tutte le forze di polizia, perché questa non è altro che una grandissima dimostrazione di attenzione da parte del governo, in questo Ma caso poi della Lega. ha un buon senso, qui noi non chiediamo mica sconti a nessuno, chiediamo con le body cam di essere messi sotto i raggi X e di dover rispondere di ogni nostro respiro. Certo. Le body cam però, voglio dirti anche questo, perché io ho cominciato questa battaglia nel 2013, tutti parlavano degli alfanumerici per la trasparenza, nessuno le prendeva in considerazione perché hanno un difetto, e parla un poliziotto, un collega della penitenziaria che sa di cosa sto parlando, hanno un difetto, non perdonano niente a nessuno. Allora, Certo. chi la tiene per il delinquente non vuole la body cam, perché non c'è niente da fare. Chi la tiene per il delinquente deve rimestare nel torbito. Certo. Deve rimestare nel Però torbito. ci sono tanti E la casi. body cam non glielo consente. Ci sono tanti casi che purtroppo i nostri colleghi hanno dovuto pagare situazioni che realmente non hanno fatto proprio Gravissime. perché non c'era la bodycam. Mimmo, volevi fare una domanda a Gianni? No, io volevo solamente ringraziare Gianni Tonelli per il suo intervento e poi esprimere un mio pensiero personale. Io la prossima volta che rinasco voglio rinascere estremista di sinistra, essere Addirittura. accusato di un tentato omicidio, Piace vivere facile. perché così poi divento europarlamentare. Ah, ok. Non c'è dubbio, è quello. Guarda, la Mi piace differenza. vincere facile, perché se fai la mascalzonata comunque una giustificazione ce l'hai sempre. Ecco. Se sei dall'altra parte sei veramente invece uno schifoso, fascistoide e arrogante. Di qua invece puoi fare tutto quello che vuoi e poi alla fine, come dici te, se vai a occupare le case, vai a picchiare, a fare lo scodino in giro per l'Europa, rischi anche di inciampare nel Parlamento europeo. Io voglio fare la Salis la prossima volta. Gianni, la differenza tra noi e loro possono parlare e dire che hanno la Salis, e noi siamo fortunati perché abbiamo veramente una classica politica di serie A. Poi adesso parlavamo proprio a proposito di europarlamentari, prima di te è intervenuto il generale Vannacci, quindi ognuno il suo, certo. voglio dire, io mi tengo Vannacci tutta la vita, si tenessero la Salis e altri. E si tenessero la Salis, mi tengo la Servoconto, Vannacci, la nostra mogliere. Bravissimo, quindi teniamo i nostri ecco, e loro si tengono pure la Salis. che non Oppure c'è partita. faranno della strada, la società civile, la società italiana, la società del futuro, le generazioni future faranno della strada con questi paladini, voglio vedere. Niente, Gianni, io ti ringrazio per l'intervento e per il tempo che ci hai dedicato. Noi ci vediamo di persona mercoledì e complimenti per l'evento che ha organizzato al Senato, quindi ci vedremo di presenza lì a Roma. Grazie a voi dell'opportunità, grazie mille. Grazie mille e buona giornata, Gianni. Buona giornata a tutti, salve. Diamo la pubblicità? Sì. Pubblicità. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Rieccoci, siamo sempre su Radio Libertà, questo è lo spazio del SINAPPE, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria, e la trasmissione la conduco assieme ad Antonio Fellone, che è il segretario generale aggiunto del SINAPPE, e il capo dipartimento carceri e polizia penitenziaria della Lega, è l'assistente del collaboratore del sottosegretario Stellari. Non ci facciamo mancare nulla. Quante cariche mi vuoi offrire qualcosa anche tu? No, a me tutto ciò che io posso fare per i miei colleghi, a prescindere da 360 gradi dal sindacato, dalla politica, da tutto, l'importante è che comunque i miei colleghi vengano attenzionati, perché noi abbiamo veramente bisogno come polizia penitenziaria di attenzione da parte di chi ci governa, perché in passato abbiamo vissuto delle situazioni veramente allucinanti e stiamo pagando ancora oggi l'incuranza di governi precedenti, perché voglio ricordare che quando c'è stata la sinistra al governo l'unico loro pensiero era quello dei detenuti, non certamente pensavano alla polizia penitenziaria o alle altre forze di polizia in generale. Niente, con noi abbiamo già l'ospite. Ok, perfetto. E che ospite? Abbiamo l'onorevole... un ospite massiccio. L'onorevole Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e alle politiche sociali, nonché responsabile del Sud, nonché vice segretario federale della Lega. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi. Come sta? Tutto bene? Bene, non ci possiamo lamentare. Siamo stati alla Lamezia a chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio di Lamezia insieme a Matteo Salvini, davvero una grande esperienza. Ho visto i video, veramente era pienissimo di gente. Queste sono delle bellissime c'è un bel clima. Assolutamente sì, perché semplicemente si sta lavorando tanto rispetto ad altri che sono bravi solo a fare chiacchiere, quindi alla fine il lavoro, ci proviamo. Il lavoro alla fine premia sempre. Abbiamo due grandi città al sud che stanno in ballottaggio, una è Taranto, che anche se abbiamo un sindaco nostro, siamo dei da soli, adesso c'è il centrodestra che si è aggregato. Speriamo davvero di portare a casa qualche bel risultato domenica. Assolutamente sì. Claudio, volevo un tuo pensiero sull'approvazione del nuovo DL sicurezza, che è stato un qualcosa di veramente molto apprezzato tra le file delle forze di polizia, in questo caso di polizia penitenziaria, ma avendo tantissimi amici anche nelle altre forze di polizia e collaboratori, posso dire che è stato un decreto che è estremamente apprezzato dalle forze di polizia. Quindi io come rappresentante della polizia penitenziaria posso solo dire che grazie al governo, perché è un'ulteriore dimostrazione di attenzione verso il nostro corpo e verso tutte le altre forze di polizia. Ma guarda, intanto parto da una situazione secondo me inverosimile, cioè l'opposizione, questa sinistra che in qualche modo era contro un decreto di civiltà, di civiltà e di dare regole che purtroppo non si vivono più, specialmente nelle nostre grandi città, dove l'insicurezza è determinata da ogni giorno, in ogni minuto, davvero con situazioni davvero burrascose, secondo me anche. E questo senso di civiltà che abbiamo messo in campo dalla sinistra ci racconta in qualche modo che è un limite, no? Oggettivamente. Poi questo spero che se ne accorgeranno anche gli elettori quando andranno a votare, perché oggettivamente credo che il senso di insicurezza che viviamo, come dicevo poco fa, in queste città è davvero importante, è davvero purtroppo burrascoso. Io ho fatto un esempio l'altro giorno in televisione, ero in TV e c'è una donna che ci ha filmato, come ricordo, in un negozio romano, dice che era praticamente vendeva la metropolitana a Barberini, cioè il pieno centro di Roma. Sì. Dice che lei dopo le 7 non riusciva a entrare perché c'era una trafiera di barboni e ladri in qualche modo che bloccavano l'entrata e derubavano le donne sole e la perché inerme, perché non c'erano regole che davano spese certe e quindi in qualche modo anche soluzioni certe da poter mettere in campo, e queste persone sarebbero uscite subito e sempre. Allora questo oggi invece abbiamo una forza in più a quello che è il sistema che può in qualche modo fermarli. La polizia oggi ha degli strumenti in più che credo possono essere efficaci per far sì che si fermi, insomma, questo degrado che purtroppo si vive specialmente nelle grandi città. Certo, perché poi noi ci tenevo a dirlo, Claudio, il carcere non è altro che lo specchio della società, no? Ogni istituto rispecchia poi quello che è l'esterno all'interno, cioè l'esterno delle città, perché vediamo nelle grandi città, gli istituti delle grandi città soffrono tutti, perché purtroppo ai noi, soprattutto quando ti facevi
qualcosina in più prima. Adesso fortunatamente con dei provvedimenti la situazione sembra che stia migliorando. Noi ci ritroviamo all'interno tutto ciò che succede all'esterno, no? Quindi Assolutamente sì, le carceri poi oggettivamente, se tu pensi, no, tutte le rappresaglie, ma quello che vivono i poliziotti penitenziari quotidianamente, io già penso che sono da premiare, perché entrare in un luogo a lavorare insomma, che non è un luogo che pone gioia, no? Oggettivamente, quindi è un luogo che è difficile, che fanno un lavoro difficile, quindi essere anche in qualche modo derubricati del loro diritto di poter svolgere il mestiere nel miglior modo possibile, oggettivamente era sbagliato, e quindi questa cosa oggettivamente, anche la norma sulla polizia penitenziaria, credo che rafforzi molto e dia più potere giustamente a un lavoro che è davvero forte, insomma, in tanti momenti. Sottosegretario Durigon, una domanda. Il governo nei confronti della polizia penitenziaria, che svolge appunto un lavoro molto gravoso, molto, molto stressante, che provvedimenti ha adottato ultimamente? Ma allora noi intanto cerchiamo in qualche modo di dare più stabilità, di dare più forza al loro lavoro, in modo anche di avere turnazioni diverse. Noi abbiamo visto che purtroppo nella polizia penitenziaria ci sono state negli anni poco ricambio, no? E questo è un valore che dobbiamo mettere in campo, perché oggettivamente fare turnazioni diverse può sicuramente dare più gioco al lavoratore in qualche modo. Dopodiché è oggettivo che dobbiamo fare una 360 gradi, e credo che Molteni la stia facendo nel miglior modo possibile, anche insieme a Ostellari, per cercare di dare ristoro a un lavoro che è davvero pesante oggettivamente, anche psicologicamente più che fisicamente a volte, no? Perché comunque sia stare in un luogo dove comunque c'è da recuperare queste persone, che insomma non è facile. Vabbè, Claudio, volevo ricordare che comunque questo governo ha fatto più di 10.500 assunzioni nel nostro corpo negli ultimi 2 anni, quindi numeri altissimi. Quindi numeri altissimi. Non ho detto i numeri, ma i numeri erano quelli è l'obiettivo, insomma, no? Rafforzare quello che è una turnazione che oggettivamente è diventata pesante. Assolutamente sì. Quindi... Sottosegretario Durigoni, Antonio Felloni, la domanda l'ho fatta apposta per sentire questa risposta. No, noi la diciamo con orgoglio, perché comunque, voglio dire, mai e poi mai negli anni passati con altri governi si sono visti dei numeri del genere, perché parliamo più di 10.000 assunzioni in 2 anni e mezzo. C'è l'altro nostro co-conduttore che secondo me vuole intervenire. Federico, buongiorno, sei con noi? Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Io prima di tutto il mio pensiero va a Genova, visto quello che è accaduto la rivolta alla casa circondariale Genova-Marassi. Ormai ce n'è una al mese. Il governo ha ereditato un disastro, da 11 anni di governi non eletti da nessuno. Tuttavia, insomma, questa cadenza di rivolte che si susseguono, prima è successo a Cassino, ormai faccio fatica a tenere la contabilità, dimostrano una cosa, che c'è una vera e propria emergenza. Più volte abbiamo detto, io so che il sindacato deve tutelare la maggioranza delle donne e gli uomini della polizia penitenziaria che lavorano presso le sedi centrali, presso le scuole, presso i tribunali, è una minoranza di donne e uomini che lavorano nelle carceri, nel corpo di polizia penitenziaria, è un po' un unicum. Tuttavia, insomma, la situazione all'interno degli istituti penitenziari è sempre peggio, non c'è più una regola. E quindi è quello che dicevamo prima. Sì. Non ritiene opportuno intervenire in maniera emergenziale in un settore che rischia di sfuggire di mano, perché purtroppo di questo si parla. Io mi auguro che non sia come l'estate scorsa, perché l'estate scorsa davvero non è normale in un paese. Abbiamo la Francia che ci somiglia in tantissime cose, però in Francia appena succede qualcosa lo Stato interviene in maniera dura. Addirittura c'è stato il ministro Darmanin che è andato, il ministro dell'interno che si è recato presso un carcere in rivolta. Io non dico che in Italia bisogna fare lo stesso, però va dato un segnale, che lo Stato deve fare lo Stato e che le leggi si fanno rispettare ovunque, soprattutto all'interno degli studi penitenziari. Quindi io mi auguro che venga presa la misura di commissariare o comunque di fare una legislazione temporanea emergenziale, perché parliamo di vera e propria emergenza. Quindi mi appello al sottosegretario Durigon, che ho avuto onore di conoscere ben prima
che facesse il sottosegretario. Io, Mimmo Magnetta, grazie alle lotte che abbiamo fatto con la direttiva Bolkestein, siamo stati più volte invitati ai vari congressi e convegni dell'UGL, e là abbiamo conosciuto Claudio Durigon, che è una persona che è possibile che viene dal popolo, con il popolo, quindi queste cose le capisce, e quindi siamo onorati di averlo qua in trasmissione con noi. Sono onorato io di essere con voi. Detto questo, sicuramente qualche discussione anche si può mettere in campo Bannessa, una situazione è stata drammatica in questi anni. È vero anche che manca anche una parte strutturale del tema carcere, no? Perché viviamo in delle carceri sovrappopolate, in delle carceri che non sono più purtroppo adeguate alle esigenze che ci sono per il mantenimento di alcuna attività di oggettivo che poi diventa più facile la famosa svolta. Non ce le possiamo permettere, quindi ti do già con certezza come Lega, ma come governo tutto, sono convinto che dove serve determinare regole eccezionali per un momento eccezionale, noi stiamo dalla parte giusta, non siamo con quei giornali che invece sono dalla parte opposta. Ho sentito criminalizzare i poliziotti penitenziari. Ecco, questo secondo me è stata una vergogna, perché se leggere alcuni giornali che venivano criminalizzati i nostri poliziotti è proprio vergognoso. Vanno prima difesi e poi vanno tutelati e vanno cercate tutte le soluzioni possibili e immaginabili per che le carceri siano adeguate e possano loro lavorare nel miglior modo possibile. Sottosegretario Durigon, lei si riferiva al giornale dell'altro ieri, vero? Il giornale dell'altro ieri. No, per domani, l'altro ieri. Ecco, lasciamo perdere, va. Io lo conosciamo molto bene. Davvero particolare. Niente, grazie al sottosegretario Durigon per l'intervento, per il tempo che ci ha dedicato, quindi spero di riaverla presto, magari se è qui in Bellerio, anche di presenza, perché molto volentieri. Grazie ancora, quello che fate. buon lavoro e buona giornata. Grazie, arrivederci sottosegretario. Fede? Sì? Ci sei? Sì, ci sono. Ma c'era anche un'altra presenza, mi sembra, la sentivamo in sottofondo. La bambina, sì. La mia piccola, la casa è quella, abito, vedi, io sono un conduttore volontario, questa non è Radio Rai, anche se avremmo tanto voluto andarci, perché altri partiti sistemano i loro uomini e le loro donne che lavorano nelle redazioni dei loro giornali, dei loro house organ, oppure insomma nelle loro radio, li sistemano subito il Rai. Noi viviamo in un partito che è talmente onesto che i suoi uomini li lascia là dove sta, e a noi va bene così, però giustamente è una vita sacrificata, facciamo salti mortali e io mi posso permettere 60 metri quadri a Cologno Monzese, quindi si sente tutto, e compreso la mia piccola clone. Sei un grande. Allora sì, volevo fare, in attesa che magari vediamo se riusciamo ad avere l'ultimo ospite, volevo parlare di quello che allacciarmi a quello che diceva prima Federico, no? Di quello che è accaduto l'altro giorno a Genova Marassi. Lì, nonostante comunque è un istituto che va, che funziona, purtroppo non tutti sanno la verità, no? Perché basta che si rivolta dei detenuti, rivolta. In questo caso, nonostante il grandissimo lavoro, la grandissima professionalità dei poliziotti in prima linea a Marassi, purtroppo è un qualcosa che non potevi prevedere. È stata fatta una schifezza enorme da parte di alcuni detenuti che... da parte di un detenuto in particolare che sembrerebbe abbiano violentato alcuni detenuti, uno di loro. Poi è successa sta maxi rissa perché i detenuti volevano rivalersi su chi aveva violentato queste persone qua, sono andati al cortile passeggi come gli spetta di diritto, e durante la fruizione del cortile passeggio e poi successivamente il rientro nei vari reparti, da lì è scoppiata la rivolta. Lì il poliziotto di turno, poverino, poco ci può fare, non possiamo dargli responsabilità. Il problema è che i protagonisti di questa rivolta erano tutti detenuti stranieri, tutti detenuti appartenenti al Maghreb o giù di lì, e quindi torniamo sempre allo stesso discorso. Bisogna trovare una soluzione seria, veritiera e concreta affinché questi signori debbano tornare a casa loro.
basta, perché noi, e Federico che lavora in prima linea lo sa certamente, il problema principale degli istituti di pena italiani sono questi signori. L'80% dei protagonisti degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari sono questi, metto sempre le virgolette, signori. Quindi bisogna trovare una soluzione che vada in questa direzione. Cioè, è inutile stare Però, lì. Antonio, io mi permetto di dissentire, questo è vero dall'Arno in su, da Firenze in su, da Firenze in giù, anzi da ben sotto Firenze, da Viterbo in giù la maggioranza sono italiani. A Regina Coeli abbiamo avuto una marea di rivolte che si sono susseguita una dietro l'altra, forse da qualche mese che la situazione pare tranquilla. Non voglio insomma ricordare le rivolte che si susseguono in tutto il meridione. Sì, Fede. A me viene in mente un carcere in particolare, Foggia. Sì, assolutamente, ma quelle sono state, perdonami, cioè, quelle sono state rivolte, come tu ben sai, perché parliamo del 2020, rivolte strumentali collegate al Covid. Lì poi sono state un attimo in tutta Italia, perché c'è stato anche Salerno, non ricordi bene, noi ne abbiamo parlato tantissimo. Però tu mi insegni che la stragrande maggioranza degli eventi critici, a prescindere, perché purtroppo a noi, siccome che il numero degli stranieri è altissimo, oggi rispetto a ieri ne trovi veramente tanti anche negli istituti del sud. E torniamo sempre allo stesso discorso. Qua nessuno sta dicendo che l'italiano è bravo e lo straniero è cattivo, però i dati sono dati. Parliamo dell'80% dei protagonisti degli eventi critici negli istituti penitenziari sono loro. Se tu ti confronti, tu lavori in prima linea e vedi tante dinamiche, confrontandoci anche con i tanti colleghi che lavorano sul territorio, la stragrande maggioranza dei problemi, cioè, te li riportano loro, per non parlare poi degli istituti per minori, perché lì poi il caso si alza dall'80, passa la percentuale arriva anche al 95-97%, perché ci troviamo a che fare con persone minori non accompagnate, gente che non ne vuole sapere nulla di rispettare. Antonio Fellone, per amore di verità, però bisogna anche precisare che tutti questi detenuti stranieri che creano problemi sono per la maggior parte comunque con problematiche psichiatriche. Assolutamente sì. Perciò o lo Stato o il governo si dà la mossa e vede appunto di o riaprire gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, oppure aumentare le REMS, che è assurdo che appunto 20 REMS le REMS voluto dalla sinistra è stato assolutamente un fallimento totale. Bisogna porre rimedio. E qui l'unico rimedio che puoi porre, secondo me, come già mi ha detto in passato, è di individuare delle strutture dove mettere dentro queste persone, che non li vogliamo chiamare manicomi, li vogliamo chiamare in un altro modo, però se tu ripulisci ripulisci sempre tra virgolette gli istituti penitenziari da queste persone, è ovvio che il collega torna a lavorare in maniera serena, tranquilla e pacifica, perché sappiamo bene che voglio dire, tanti detenuti sono in carcere e cercano di scontare la propria pena in maniera tranquilla, adeguata, nel rispetto delle regole, nel rispetto delle istituzioni, quindi in questo caso della polizia penitenziaria. Noi purtroppo abbiamo, e Fede credo che possa concordare, noi abbiamo un numero altissimo di persone che comunque non sono assolutamente avvezze al rispetto delle regole, assolutamente riconoscono le istituzioni e lo Stato. Sbaglio, Federico? Sì, però io vorrei ricordare che il carcere non è il Rotary Club, anzi non è il Jolly Hotel, come diceva Armida Miserere, ma un posto dove ci sono persone che hanno commesso delitti efferati. Certo. E io vorrei questo che al DAP qualcuno se lo ricordasse, soprattutto quando forma i direttori e i comandanti delle carceri. Non è possibile che molte di queste persone fanno quello che vogliono e non vengono nemmeno trasferite, perché poi stiamo sempre là, mi dispiace, ma i problemi sono sempre quelli cronici. Quindi è un'escalation continua, perché si fa passare il messaggio: più fai casino, più ti concedo, e quindi fanne ancora di più, tanto nemmeno ti trasferisco. A me dispiace ricordare, abbiamo persone che non hanno nulla da perdere, che non hanno nemmeno i contatti sul territorio, non hanno nessuno, che continuano a stare nei posti dove stanno. Faccio Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Asti, Alessandria, e non vengono minimamente trasferiti, quando una volta era la regola. Dai fastidio, te ne vai in Sardegna. No, tu hai perfettamente ragione, te ne vai ad Ariano Irpino, dai fastidio, te ne vai a Tolmezzo, dai fastidio, vai a Bolzano, e
E io ho avuto l'onore nella mia carriera di conoscere persone che all'inizio facevano così, pochissime si sono fatte 15-20 carceri nei luoghi più ameni della Repubblica e sono tornate le persone quasi ragionevoli. Quindi il vecchio metodo dei trasferimenti funzionava benissimo. Io non ho capito perché a Roma si dorme e non si faccia più, e si istiga così a sparare più in alto, è un'escalation continua. Quindi il messaggio: fate quello che volete, anzi peggio fate, più vi concedo. E così non funziona. No, Fede, io concordo in pieno. Però è ora di svegliarsi e agire, perché qua il tempo è sempre di meno, le cose peggiorano sempre di più, scapperà il morto è solo questione di tempo tra qualcuno della speriamo di no, Fede, io non me la voglio tirare. Però si peggiora sempre di più, Antonio. Fede, bisogna mettere in conto, non è Rotary Club. Ma appunto, ma chi ha il pensiero che il carcere gente pericolosa deve agire di conseguenza. Certo, ma chi ha il pensiero che il carcere sia il Rotary Club vuol dire che veramente il carcere non è mai entrato, oppure non sa manco da dove si entra. Io non dicevo questo, però io ho un mio pensiero, Fede. Concordo in pieno con quanto hai detto tu, però dico sempre un'altra cosa, che per risolvere questa tipologia di problemi, purtroppo ai noi il trasferimento non è la risoluzione, semplicemente perché tu sposti il problema da Monza a Brescia, da Brescia a Como, da Como a Cremona, parliamo di... No, deve essere fuori regione, Antonio. Perfetto, allora è la stessa cosa, Fede, lo sposti da Brescia a Napoli, da Napoli, perché quello di Napoli che fa casino lo mandano a Brescia, quello di Brescia lo mandano a Torino, parliamo di extra regionali. Io credo che la vera soluzione di queste problematiche non sia il trasferimento, perché come dicevo prima, tu il problema lo sposti, non lo risolvi. Per me la vera soluzione sarebbe quella di individuare delle aree dedicate, degli istituti dedicati dove poter mettere dentro queste persone che del rispetto delle regole, della sicurezza e dello Stato non gliene frega nulla. È l'unico modo. Io un suggerimento l'avrei prima che termina il nostro tempo. Durante il fascismo ci furono appunto tanti soggetti che poi hanno fatto anche carriera nella Repubblica, che furono mandati al confino, a Ponza, anzi a Ventotene, altri furono mandati appunto anche in Basilicata, Mimmo, tanto per restare... Vabbè, ma lì là stanno in continente, volendo poi su uno scappa, e dato che appunto le persone che creano i problemi oggi, Mimmo, gente che si sono fatti migliaia di chilometri. Il problema è uno, che purtroppo ai noi queste persone non hanno nulla da perdere, non gliene frega. E mandiamole su un'isola, Montecristo. Perché adesso come da DL sicurezza tu ti becchi una denuncia per rivolta o promotore e sono un bel po' di anni, non è una passeggiata. Quindi questa può essere usata anche come deterrente, però vedi, il Genova ci insegna che ad oggi queste persone o non hanno capito, che io spero che sia questo, perché, anzi credo che sia questo, perché sono tutti detenuti stranieri, o non hanno capito che oggi fare una rivolta o un qualcosa di simile non conviene, non solo disciplinarmente, perché non è più una questione di perdere i 45 giorni semestrali, ma qua entra in campo poi una questione di penale, quindi un'ulteriore condanna. Antonio, però se è vero quello che ha appena finito di dire Federico, se appunto alla condanna penale di questi detenuti che sono disobbedienti poi si aggiungono i direttori che invece che mettere in isolamento appunto il soggetto gli danno il lavoro, lo accontentano, e qua è il cane che si morde la coda, insomma qua non andiamo da nessuna parte. O il DAP o il ministro, chi cavolo è che ha le competenze, dà chiare indicazioni, cioè laddove un soggetto si comporta in maniera criminale, delittuosa, appunto il direttore del carcere comunque dà seguito a quelli che sono comportamenti che la legge, l'ordinamento penitenziario gli consente, o se no veramente è inutile. Ma assolutamente Mimmo, mi trovi pienamente d'accordo. Il problema è uno che ripeto, io lo so perché nel quotidiano mi confronto con tantissimi colleghi sul territorio, con Federico, con te, con Federico ci sentiamo spesso. C'è una situazione che veramente è stata ereditata, esplosiva, perché negli ultimi, come diciamo sempre, negli ultimi anni del carcere non gliene è fregato niente a nessuno. Oggi tu, ok, parti dalle assunzioni, però puoi fare anche oggi, ne hai fatte 10.000 e rotti, però hai una marea di gente che se ne va in pensione, quindi io credo che la curva la inizi a vedere tra 1
almeno tra un paio d'anni, no? Sti benefici delle ulteriori assunzioni. Il problema è che bisogna intervenire a livello normativo con una revisione dell'esecuzione penale e con una revisione della gestione dei detenuti stranieri. Solo qui possiamo risolverlo, perché quando tu ti confronti con una persona che non parla, non ti risponde, ma la prima cosa prende una lametta, si taglia o cerca di tagliarti la faccia, di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? E poi ti ritrovi purtroppo ai noi che, essendo un essere umano, magari oppure sta facendo semplicemente il tuo lavoro, l'uso legittimo della forza, ti ritrovi comunque una procura addosso che ti indaga per tortura o altro. Quindi è un lavoro il nostro molto delicato e complicato, e quindi ci vorrebbero degli interventi normativi affinché venga rivista quella che è la questione custodiale. Tutto qui. Federico, siamo arrivati al termine del nostro tempo. Dai, saluti tu, che poi dopo la trasmissione la chiude il bello Antonio. È bello, Sì, no, parliamone. posso dire che sono felice finalmente che sento anche Antonio parlare di cambiamenti profondi normativi. Servono come il pane, quello che serve. Bisogna riorganizzare tutto, assolutamente, e nella maniera più veloce, rapida e celere possibile, perché non c'è più tempo. Ecco, forse siamo pure oltre. Quindi saluto tutti e mi auguro che chi dovere si sbrighi, poi magari la prossima rivolta sia presente anche qualche ministro, come è accaduto nella nostra vicina Francia. Ecco, no? Io non amo i francesi, li odio, però potremmo imparare qualcosa da loro. Grazie a tutti. Fede, sai chi la pensa come te sui francesi? I nostri amici interisti. La battuta ci stava. A proposito, è la prima volta che vengo in diretta dopo che siamo campioni d'Italia. Tu sei venuto tutto vestito d'azzurro, guarda che coincidenza. È semplicemente un messaggio subliminale. No, Fede? Sì, a Milano abbiamo voluto fare questo regalo a Napoli, che è una città che soffre tanto, un sacco di problemi. Quindi diciamo che sono regali sia al Napoli per lo scudetto che i 5 gol del Paris Saint-Germain. Sì, in effetti. Si poteva risparmiare di partire da Milano per andare a Parigi. Se si restava a Milano si prendeva il tavolino 3-0 e si faceva meglio figura. Ok. Va bene. Ciao Fede, a presto. Ciao. Mimmo, siamo arrivati al termine, oggi è volata la trasmissione. Ci tenevo a ringraziare Sveva, grandissimo lavoro anche oggi, grazie a te Mimmo, grazie agli ospiti che sono intervenuti, perché voglio ricordare che oggi abbiamo avuto ospiti veramente di primissimo livello, dal generale Vannacci, dal vice segretario federale nonché sottosegretario Claudio De Rigon, dal coordinatore nazionale del Dipartimento Sicurezza Gianni Tonelli. Come dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP. E l'8 e il 9 non andate a votare. Assolutamente, andate al mare o in montagna. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato